Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di Kitty Kaka, la trasmissione dedicata agli sport che stanno perdendo appassionati proprio perché non sono definiti veri e propri sport. Pensate, oggi siamo alla finale mondiale di uno dei più antichi dei giochi, abbiamo un 2-3 stella, abbiamo oggi la possibilità di intervistare l'inventore, ma andiamo a vedere come si svolge questa partita, venite. Un 2-3 stella! Architetto, come nasce un 2-3 stella? No, in realtà ci tengo a precisare una cosa, il gioco si chiama un 2-3 stai là, poi a causa della scarsa informazione, me lo lasci dire, Che schifo. del passaparola e dell'ignoranza, il signori. gioco è diventato un 2-3 stelle e a me non sta bene. E vabbè, non faccia così, l'importante come si dice è il divertimento. Ma quale divertimento? Io quando l'ho depositato là nell'ufficio dei brevetti, praticamente l'avevo chiamato un 2-3 stai là, adesso io non ricevo alcun soldo dalla SIAE. Quindi lei perde soldi ogni volta che giocano ma lo chiamano con un nome diverso? Sì, 15 euro a partita. 15 euro, signore, attenzione, siamo davanti a un strano caso di derubazione, signore, 15 euro. Derubazione, è come se, io le porto un esempio, è Mi come faccia, se mi lei indossasse un prodotto contraffatto, Bravo. tipo un aggeggio, che ne so, della Dolce Gabbiano. Che schifo, signori, Ma non si veramente, fanno queste non si cose, fanno signore. queste cose. Ma torniamo, focalizziamoci un attimo alla gara, come vede gli sfidanti? Io non mi posso pronunciare sugli sfidanti perché sarei di parte, visto che uno dei due concorrenti è mio nipote. Veramente, non si direbbe. Ma torniamo alla gara, signori, e vediamo come andrà a finire questa vincente finale. Un 2-3 stella! Un 2-3 stella! Ma siamo quasi alla fine di questa partita che dura, pensate bene, da un mese. Oggi verrà decretato il vincitore, ma proviamo a intervistare qualcuno. Venite, venite, avvicinati. Cosa si prova a essere finalista di questo gioco antico e così riconosciuto come un 2-3 stella? Possiamo parlare dopo. No, guardi, non la sentiamo bene, alzi la voce per favore dei nostri telespettatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Ne possiamo parlare dopo! Visto! Eliminato! Attenzione signore e signori, l'arbitro chiama il bar. Possiamo parlare dopo. Sta tornando l'arbitro che determinerà il vincitore. Niente, si è mosso il campionato. Abbiamo qui il campione di un 3 stella di questo anno 2021, il signor Danilo Beckenbauer. Ma proviamo a intervistare un 3 stella. Proviamo a intervistare il signor Beckenbauer, venite. Si prova ad aver vinto tale premio. È la grande emozione. Grande l'affanno, grande l'emozione, non riesce a trovare le parole, pensate signori. È una grande emozione. Le ha per trovate? me. Grande emozione, grazie. Vuole ringraziare qualcuno? Sì, vorrei ringraziare mia moglie, Sua moglie, mio figlio, suo figlio, il padre di mio figlio, il padre di suo figlio, signori. tutti i tifosi, ma soprattutto mio padre. E dire che in famiglia non c'è solo un campione del mondo, adesso siamo in due, papà! Grande è l'emozione quando si trasmette da padre in figlio la passione per lo sport. Che finale avvincente, signori, abbiamo assistito alla finalissima di un 3 stella. Chissà quali sono stati i fattori che hanno decretato la sconfitta dello sfidante. Forse la stanchezza, la poca concentrazione, la meditazione. Chissà, non lo sapremo mai fino a quando non saremo dei veri professionisti di un 3 stella. Ringrazio tutti voi, ringraziamo i nostri sponsor, in particolare il Pan di Stella per una colazione da campioni. E ci vediamo alla prossima puntata di Kitty Kaka, ragazzi, ci vediamo!